Presidente Leopoldo Destro, allora ti chiedo questo, in Veneto si parla di una svolta, diciamo anche molto interessante. Confindustria si riveste sotto una unica realtà metropolitana, diciamo così, un progetto di grandissima aggregazione che darà tantissima forza a Confindustria stessa e gli darà degli strumenti innovativi anche per avere una pressione maggiore e una capacità contrattuale maggiore con il governo e con le parti sociali. Ci puoi dare un'idea di quello che sta succedendo e anche se si può, ma penso che sia anche un po' presto, qualche idea sulle cariche. Allora, il progetto, diciamo, di ulteriore aggregazione e integrazione con la Confindustria di Venezia e Rovigo della nostra attuale realtà, che ricordo nel 2018 essersi aver unito le due grandi province di Padova e di Treviso, nasce proprio nel 2018, quando i miei past president, Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco, ebbero già l'idea che questo era un progetto sicuramente ambizioso e sicuramente forte, ma che avrebbe trovato la sua completezza, la sua interezza anche con l'unione di Venezia e Rovigo. Un'unione che vorrei ricordare non rappresenta solo un'ambizione di crescita e un'ambizione di crescita in termini dimensionali o anche di obiettivi diciamo di efficientamento associativo, ma rappresenta soprattutto un'idea di visione, un'idea di progettualità. Molto si è scritto, molto si è parlato di questa composizione della città metropolitana e di quello che si porta dietro, però nessuno ha mai avuto forse il coraggio di fare il primo passo concreto. Ecco, questo spero e penso che voglia essere il coraggio che noi imprenditori ci poniamo come obiettivo di voler arrivare a un'integrazione di queste due grandi associazioni che richiamano 4 province importanti del nostro territorio. Torno a dire, perché ci vuole essere soprattutto una visione alla base di questa futura integrazione, che ricordo è un'integrazione che sta avendo tutti i suoi passaggi nei suoi organi, che sta avendo tutti i suoi passaggi anche con gli associati, perché ovviamente sono gli associati che dovranno poi decidere Certo. di andare verso questa direzione, e un'integrazione che appunto vorrebbe arrivare ad essere compiuta entro fine anno. Molto interessante. Vi auguro di riuscire a chiudere rapidamente perché vi darà sicuramente molta più forza ed è importante che gli imprenditori abbiano il giusto peso all'interno della nostra società. Come in America, che hanno per esempio una sola grandissima associazione che coinvolge tutti gli imprenditori. In questo caso, diciamo, ovviamente riguarda Confindustria, però insomma, Confindustria è di grandissimo peso. Certamente, come noi abbiamo la nostra nel nostro territorio nazionale, Giusto. che è la Confindustria, che ha sede, diciamo, a Roma, però allo stesso tempo l'importanza e l'impatto che Sì, può avere una territoriale come la nostra sicuramente sì, può essere decisiva per quelle che sono le visioni e le progettualità prossime, future. sono d'accordissimo. Presidente.